Buonasera e benchiatas a Novis, il TG Marilenghe di Telefriuli. Salda i casi di Covid in Friuli Vignese Giulia le ultime settimane dal 21 al 27 di luglio. E la situazione che salta fuori dalla ricerca della Fondazione Gimbe su 100.000 abitanti casi di positività sono stati 42 e il 202 in più rispetto alla settimana prime. Il 52,6% della INTA l'ha fatto tutti i cicli dagli vaccini, su un poco di più dalla media italiana, che è dal 52,3%. Tante sono 96 nuovi infettati registrati negli ultimi 24 ore, a fronte di 100.681 tampons fas. 2 persone si sono ricoverate in terapia intensiva, intanto che disse sono i pazienti di che altri repars. E ieri vade anche in nostra regione la fiera dalle Suris, tai Scarsanai, dai Roseadors, Muarsi, in tai Flums, in tai Torins, che ha passato le settimane passate è stati attati il temibile antivirus, talom il virus al fas vigni fiere alte, mal di chiave, sgrisui, dolor de panze, congiuntivite. L'alerte viene dal Dipartimento di Prevenzione, grande attenzione su Palamont. Comitat per l'ordine e la sicurezza UE a Udin per discutere della situazione intorno al borgo di stazione dopo che il comune ha deciduto di mettere un puesto di polizia locale o ben veduto di fare interventi mirati e adatti, l'ha commentato il prefetto di Udin Massimo Marchesiello col controllo a pueste su persone e attività commerciali. Il sindaco di Udin, Pietro Fontanini, al torno sulla questione della mensa che ha portato a rompere il contratto con la EP. Ovvero viene già sanzionato 3 volte la dite per inadempimento. C'è da ora la mia opinione è manchiata, al di Fontanini e è una collaborazione con inquirenti. In asse potevi ben dire, visano, scalere vignut fur, poche robe di seste. Il prim cittadini al conte anche dal Green Pass, so da guarde con Draghi al Green Pass al Covente. Prim fine settimana col bol neri per la rete autostradale di Autovie Venete per le vacanze di Stato. A son previeduti scodes l'allentamento con si pensa 180.000 macchine in 3 giorni. La concessionaria autostradale ha deciso di potenziare i servizi con aumentare il numero di operatori che dai puesti di assistenze sanitarie e meccaniche. 3 giovani mai visti prima in paese che giravano con un movimento sospeso attorno di una vilute. E così è stata la stessa di Montenarsa acclamare i carabinieri, dando la possibilità di chiappare l'aris. Giusto un momento prima, ieri entrati dentro le case di una persona e portano via robe per 35.000 euro. Di questa maniera il controllo ai vicini l'ha permesso ai militari dall'arma di fermare i tre e di tornare la roba al pensionato. Incidente sulla Mont dopo di mesdial chiampon sul Troica almene al Torint chiarzò. Un uomo alle sbrissate, io dal Troi, la femmina cagliere con lui a Ciri di Tignilu, ma è coladi anche ieta straplomp. A fini piesi gli estati proprio della femmina che si è rotta nelle gambe. All'estate chiamato il soccorso alpin con l'elicottero che l'ha soccorruto e stabilizzato la femmina. E è tornata voi dopo di mesdea Roncis, Mara Navaria fresche della medaglia di bronzo all'Olimpiadi, dall'aeroporto, l'ha chietata a spietare una delegazione di Chiarlins, guidate dal sindaco Loris Basso con anche i suoi genitori, l'uomo Andrea e il piccion Samuele, presente anche l'assessore regionale Gibelli che l'ha ingraziato la Navaria per aver portato il Friuli Vignese Giulia sul podio olimpico. Invece ieri anche il pari di Mara Diego che svintolava la bandiera dal Friuli, senti la sua emozione. Tante emozioni, tante attese, ma che si mole con un estrente che farà un pari e un fie no coventi in tanti paraulis, un cialade, un estrente e si capizza tutte. Per Mara che chi è una grande soddisfazione, ma alle dome il premio di una vita di sacrifici, di impegno, di tante passioni, di tante attese
e che chi rivade, ma il risultato è le vite che ha fatto in comune. E alle due anche per voi, allora si vede in domani sera, mandi.